Signori, caffè e acqua, un regalo vero che potete fare a Pasqua è regalare alle persone a voi care una bottiglia portatile di vetro. Ad oggi, secondo uno studio, si stima che le persone mediamente si mangiano una carta di credito, cioè questa, una di queste o una patente a settimana, che è qualcosa di assurdo. Quindi una piccola abitudine che tutti possiamo cambiare, lo so, a volte costa perché per pigrizia non si ha voglia, però passare a una bottiglia di vetro e cercare di limitare le microplastiche che inevitabilmente consumiamo tutti i giorni. Un consiglio mio, qualcosa che farei ad oggi, visto che l'acqua è il nuovo oro del millennio, sarebbe filtrare l'acqua prima di metterla qui e niente, questa poi è per sempre.